Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati con Ore 13, una puntata quest'oggi che dedichiamo interamente allo sport, in particolare allo sport trevigiano. Insomma, sappiamo essere una provincia che negli ultimi, potrei dire, 40 anni ha dato grandi soddisfazioni ai concittadini, ma ovviamente ai tifosi e agli appassionati di tutta una serie di discipline che oggi sono assolutamente molto ben rappresentate. Una stagione che è stata per 2 su 3 realtà di trionfi e per una è di attesa, anzi no, attenzione, c'è stato un trionfo anche per Treviso Basket. Allora, innanzitutto vi presento quelli che sono i miei ospiti di oggi e ovviamente le società che rappresentano. Alla mia destra Giovanni Tomassini, playmaker buonasera di Treviso a tutti. Basket. Buonasera, anzi buongiorno perché siamo ancora... Qui è buio un po' dopo questa parte del non abbiamo le finestre. Marta Beckis, i Moco Volley. Ciao, buongiorno a tutti. E Abraham Stein invece per quel che riguarda la Benetton Rugby, ciao, grazie. Ciao, buongiorno. Tra l'altro anche nazionale. Sì. Allora, dicevamo, il titolo insomma, che oggi ho voluto dare a questa trasmissione appunto è una stagione di trionfi, di grandi soddisfazioni per i tifosi, per tutte e tre le realtà. Diciamo che Treviso Basket, a differenza di rugby e volley, è ancora in corsa per quello che è il sogno che tutti si stanno aspettando. Allora, 0422 162 6798 è il nostro numero per chiamare in diretta, ovviamente se avete piacere di fare domande o fare una chiacchierata con gli ospiti di oggi siete assolutamente i benvenuti, facendo comunque la premessa che sì, sono 3 team trevigiani, ma sono team di altissimo livello e che insomma, so che raccolgono tifosi anche da altre province, altre zone. Allora, io direi, signori, perdonatemi, ma diamo la precedenza alla signora che abbiamo qui in studio. Allora, Marta, insomma, grandi soddisfazioni, è stata un'annata memorabile, mancata ovviamente insomma, quella che poteva essere la ciliegina sulla torta, però partiamo dai trionfi. Hai detto bene, è stata una bellissima stagione, emozionante, divertente, iniziata fin da subito con un grandissimo trionfo in Supercoppa e poi è proseguita con insomma, il raggiungimento di una Final Four di Coppa Italia che poi purtroppo è sfumato, però insomma siamo arrivati in finale, quindi comunque soddisfazioni, e poi invece la grande gioia ormai di 15 giorni fa del campionato italiano che abbiamo raggiunto con davvero determinazione in 3 gare e poi hai detto bene, purtroppo questa ciliegina che è mancata all'ultimo invece di 4 giorni fa della Champions League, che insomma c'è ancora un po' di rabbia, un po' di rammarico, però bisogna anche guardare agli aspetti positivi, alla stagione che è stata, ed effettivamente per l'intensità e la durata e per le soddisfazioni sassolini che ci siamo tolti è stata comunque una bella stagione. Ecco. Insomma, anche perché bissare uno scudetto non è la cosa più semplice del mondo, no? Cioè 2 scudetti consecutivi in questa maniera, il terzo dell'Imoco. Il terzo dell'Imoco, ma poi comunque appunto, come dicevo prima, è stata una stagione in cui siamo arrivati in tutte le finali in cui potevamo arrivare, quindi uno diciamo che se lo augura per ogni stagione. Non è semplice, lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte e ci sono altre 12 squadre che lottano insieme a te per raggiungere gli stessi obiettivi, quindi è stato bello poter arrivare, ecco, a questi risultati. Poi magari andiamo nel dettaglio delle varie competizioni. Abraham, per la Benetton è stata la stagione storica, Celtic League per la prima volta siete arrivati ai playoff, tra l'altro insomma c'è stato mancato pochissimo, no, per addirittura passare il turno contro quella che era la squadra che in quel momento era favorita. Sì, diciamo che abbiamo fatto una stagione bellissima e molto soddisfacente. Siamo arrivati nel playoff quarti finali, un po' svantaggio perché comunque giochi fuori casa, e poi nel rugby sappiamo tutti che la palla non è tonda, quindi il rimbalzo della palla conta anche tanto a volte a favore o contro. Questa è una metafora, un eufemismo per dire che la sfiga comunque non ci vede o ci vede bene, insomma, secondo i punti di vista. No, comunque abbiamo fatto una grande partita contro Munster lì in casa di loro, che è sempre duro, e loro hanno comunque una squadra molto, molto potente e con tanti nazionali irlandesi anche. Però noi abbiamo fatto una partita bellissima perché loro non hanno riuscito mai a segnare una meta, e questa è la loro forza, è di segnare sempre, quindi sì, noi siamo molto soddisfatti e comunque è andato
non in nostro favore, però non possiamo essere deluso di quello che abbiamo fatto questo anno. Anzi, penso che per quelli che sono i supporter di entrambe le squadre ci siano state soddisfazioni incredibili. Poi ricordiamo, cioè, Benetton rappresenta l'Italia in quella competizione, perché la logica del rugby insomma, è completamente diversa. Voi non fate il campionato italiano, quindi portate il tricolore e l'avete portato più in alto di qualsiasi altra squadra italiana. Sì, questa è stata una grande soddisfazione, perché abbiamo scritto un po' la storia del rugby italiana. E comunque abbiamo lavorato 3 anni su questo percorso e finalmente siamo arrivati a quel punto dove siamo riusciti a portare grandi risultati a casa, sia in questo campionato anche Challenge Cup, che abbiamo mancato un punto per entrare ai playoff anche lì. Allora, Giovanni, a proposito di sfiga, diciamo che invece per te la palla è stata assolutamente rotonda, perché ti ha colpito più volte, no? Tu sei stato uno dei protagonisti del campionato scorso con Casale, parlo ovviamente del campionato di A2, sei arrivato a Treviso, si sapeva, insomma, con un infortunio, hai fatto tutta la realizzazione, purtroppo c'è stata la ricaduta e sostanzialmente quello che doveva essere l'innesto di lusso dell'inverno, purtroppo, insomma, però direi archiviamo quelle che sono le sfighe, no? Basta, fine. Per favore. Tu che comunque hai vissuto i playoff, partiamo da lì, i playoff dell'anno scorso con Casale, sfiorando la promozione tra l'altro, no? Che cosa stai vedendo in quelli che sono i playoff attuali di Treviso Basket, che ricordiamolo, dopo la vittoria di Treviso di ieri sera contro Verona, appunto Treviso Basket si scontrerà in semifinale contro Treviglio domenica al Palle Verde. Sicuramente grande determinazione, il fatto di aver portato a casa la sfida con Rieti è stata importantissima, nonostante ci fosse stato anche l'infortunio di ieri che aveva un po', diciamo, scombussolato la squadra a livello anche mentale, perché non è solo un fattore tecnico, ma anche il perdere un compagno in un momento cruciale può un attimo destabilizzare. È vero che c'era stata prima Trapani, la serie di Trapani che ci aveva fatto entrare magari anche emotivamente all'interno di questi playoff, che non è sempre semplice, nonostante fossimo partiti con 2 vittorie molto buone in casa, però devo dire che questi playoff è quello che sono sempre stati, è la vera storia dei playoff. Non è facile entrarci da subito, eravamo stati bravi, poi abbiamo avuto un calo, mentre ci siamo ripresi appunto in gara 5 in casa, e poi con Rieti devo dire grande determinazione, sempre sul pezzo come si dice, partite toste difensivamente, e andare a vincere a Rieti in un campo ostico dove loro pensano che abbiano perso solo 2 volte in tutto il campionato, senza Eric appunto, e con un David Logan, diciamo, a un quarto di servizio, è tanta roba. Senti, tra l'altro Treviso Basket che quest'anno, a proposito di trionfi, ha portato a casa il primo trofeo della sua storia, perché ha vinto la Coppa Italia. Quando entri nella fase dei playoff poi ti dimentichi di quello che è stato, ma è arrivato. Sì, è vero, cioè, spesso per le squadre, diciamo, più blasonate il campionato si guarda più alle sconfitte che alle vittorie, vedi la Supercoppa quella che era all'inizio, oppure si pensava alla diatriba con la Fortitudo, però poi guardi tutto l'arco del campionato, vedi una crescita esponenziale, il lavoro di Max è stato incredibile e ha portato questa Coppa Italia che è stato veramente un gran successo, giocata benissimo in tutte le partite, e adesso ci sono questi playoff, questi benedetti playoff che li stiamo affrontando nel migliore dei modi. Allora, tu hai introdotto uno degli argomenti così che volevo vedere con voi. Si diceva, no, Treviso ha una storia in ambito, sulle vostre 3 discipline importante, no? Perché per voi 2 si tratta comunque di squadre che sono o subentrate o comunque, per quel che riguarda l'Imoco, stiamo parlando di... una volta c'era la Sisley, adesso c'è l'Imoco, il femminile, ok, Treviso Basket è arrivata dopo la Benetton, ci sono dei grandi palati fini, grandi aspettative. La domanda è quanto si sente, scusate, per quel che riguarda ovviamente a rugby c'è una grandissima tradizione, una marea di scudetti, non si è più sul campionato italiano, però la domanda è quanto, se si sente, è importante questo passato, queste aspettative da parte degli appassionati e dei tifosi? Ma io credo che sia importantissimo, anche solo per quanto mi riguarda o ci riguarda, parlando anche del basket, proprio per la struttura del palazzetto, nel senso che entrare in un palazzetto con tutti quei gagliardetti appesi alle pareti, insomma, comunque è sempre una grande emozione, non solo per noi giocatori e atleti,
ma anche per il pubblico che insomma è affezionato e ha i ricordi di questi scudetti vinti. E poi proprio perché appunto si continua una tradizione e l'appassionato, il tifoso viene davvero a seguire uno sport che gli piace e di cui ne conosce, ne ha già sentito parlare e ha voglia di continuare a sentirlo. Quindi noi nasciamo in realtà come società di Conegliano, certo, e ci trasferiamo in realtà a Treviso, e questo forse è anche la nostra forza, nel senso che riusciamo anche ad attirare un po' l'attenzione non solo di queste due città, ma un pochino forse di tutta la regione, no? Noi sentiamo l'affetto veramente da tutto il Veneto, perché ci vengono a seguire da tantissime città attorno a Treviso, e questo ci dà veramente una grande forza, una grande determinazione in più, anche perché insomma i nostri tifosi si sentono, per fortuna, i nostri colori giallo-blu vengono sventolati al palazzetto con grande ardore, e per noi lo diciamo sempre, ne siamo estremamente orgogliosi, sono il nostro settimo uomo in campo. Torno da te, Giovanni. Stessa domanda, il concetto insomma anche lì, alzi la testa, non vedi questi stendardi con i 5 scudetti, le 7 Coppe Italia eccetera, Benetton, sì. Non so, a me farebbe specie, non so a te. Beh sì, diciamo che Treviso, la gente di Treviso è gente esigente, ecco, perché comunque vive, come giusto che sia, anche nel passato, si ricorda quello che è successo anni fa, e questo ogni tanto ti può mettere un po' di timore, però è anche una spinta in più, cioè nel senso, penso che qualsiasi giocatore voglia giocare nelle piazze più ambite, e le piazze più ambite sono queste, sono quelle dove c'è più pressione, dove la gente ha visto grande basket, dove entri nel palazzo, come diceva lei, e vedi, alzi la testa e vedi tanti trionfi, e tu nella tua testa immagini di poterne aggiungere un altro, cioè questo è l'obiettivo che dentro la testa di un giocatore, qualsiasi sport sia, deve esserci, se no poi si gioca per soldi e basta, e non c'è niente di bello poi alla fine. Vabbè, so che avrò una risposta diplomatica, però com'è il rapporto con la tifoseria? Ma io sinceramente la vivo un po' esterno, no? Quindi sono nel purgatorio tra giocatore e staff, quindi un po' magari posso viverla più tranquillamente. Penso che sia un rapporto normale, è ovvio che ci sono tanti giocatori nuovi, giovani, che magari fanno anche un po' più fatica cioè nel senso non c'è più quello di 35 anni che ha fatto 10 anni nella stessa società, quindi magari manca un po' questo, però il rapporto con la tifoseria è super, anche perché adesso come adesso stiamo andando bene, si sente l'affetto di tutti, anche sui social comunque non si parla male come magari si poteva pensare dopo una sconfitta, quindi direi che è ottimo. Io mi sono trovato bene nonostante sia un non giocatore, e quindi quando giro per il centro della città c'è la gente che mi ferma, chiacchiero, e devo dire che si sta bene qui a Treviso. Si sta bene. Abram, allora per quel che riguarda Tevic, appunto, la società continua, no? Benetton Rugby, fatto sta che soprattutto per quella che è la culla del rugby in Italia, cioè il Veneto, perché c'è poco da dire, cioè Treviso rimane un luogo che penso abbia un fascino abbastanza particolare. Voi che siete anche, insomma, siete arrivati e vivete un'altra era rispetto a quella, che ne so, degli anni '80, cioè sentite questo di stare in un luogo significativo per il rugby? Sì, sicuramente, cioè, appena che tu entri, io da straniero che sono venuto qui in Italia, quando sono arrivato subito tutti mi raccontavo del movimento del rugby qui attorno a Veneto e soprattutto Benetton Treviso. Comunque negli ultimi anni era un po' difficile portare i risultati a casa, e quindi non c'era tanti tifosi, non c'era un gran movimento, e il nostro obiettivo è stato nell'ultimo 2-3 anni di essere il rinascimento di rugby italiana, e quindi abbiamo messo questo chiaro, però abbiamo focalizzato più sul processo e non solo sui fine, diciamo, i gol alla fine. E piano piano siamo riusciti a trovare questi risultati e portare a casa anche. Ma infatti io penso che la cosa incredibile dal vostro punto di vista è che in effetti in 2 stagioni siete passati da essere la Cenerentola del campionato a mettere in gravissima difficoltà Munster in quarti di finale, sì. E penso che questo sia
per chi vi segue, per chi ha un attimo di analisi, riesce ad affrontare le cose con una lucidità, penso che sia un grandissimo risultato, perché significa che il lavoro che è stato impostato dalla parte della società, da parte dei giocatori, eccetera, eccetera, insomma... Sì, sicuramente, diciamo che prima non possiamo fare questo senza tifosi, perché giocare a Monigo con un stadio pieno di 5.000 persone è una cosa incredibile, è una sensazione meravigliosa. Però dobbiamo anche ringraziare tutta la società e lo staff, perché Kieran Crowley, il nostro capoallenatore, è riuscito a mettere tutti assieme su stessa barca per andare nella stessa direzione, e diciamo ci vuole sempre tempo. Le cose fatte bene e fatto piano piano, non si può fare grandi salti perché poi comincia a mancare altri aspetti. Ecco, questa cosa del tempo penso che serenamente stia accomunando tutte e tre le società, no? Perché se si parla solamente alla pancia, no, dei tifosi o degli appassionati, è ovvio che tutti quanti vorrebbero vincere subito, però la vittoria non arriva mai a caso e, come diceva prima Marta, ci sono anche gli avversari, però alla base di tutto ci sta la programmazione delle società. Allora, io do una brevissima pausa e poi facciamo una considerazione su come, insomma, gestiscono le vostre rispettive società i vari ambiti. Grazie. Giocate! Riprendiamo la chiacchierata sullo sport trevigiano. Io vi rinnovo l'invito a mettervi in contatto con noi tramite il telefono 0422 162 6798, siamo qui a disposizione, anzi loro sono a disposizione. Prima della pausa ho chiesto loro, insomma, quanto conta il fatto della programmazione, cioè avere una società lungimirante alle spalle che ha un programma che cerca di rispettarlo, ovviamente nel limite del fatto che lo sport è fatto di persone, le persone ovviamente non sono delle macchine, ma possono andare incontro a errori da una parte o anche aspetti di esseri umani. Giovanni, quindi stiamo parlando di programmazione della società. Beh sì, assolutamente, non è una cosa semplice perché innanzitutto richiede tempo, come è giusto che sia, e sacrificio e anche disponibilità della gente attorno, perché penso che Treviso abbia fatto benissimo, considerando che 6 anni fa era in Silver, quella vecchia Silver, e adesso ci è qui a giocare i playoff per andare in A1, e in mezzo a questo ci sia stato un grosso sviluppo, anche basti pensare all'era di Pillastrini, dove 2 annate mi sembra sia sempre finito prima in classifica. Sì, è vero che questo magari possa avere portato un po' di aspettative plus aspettative, però vuol dire che il lavoro che è stato fatto è stato egregio, e non è che quando c'era Pilastrini si spendesse, penso, una maniera incredibile o tanto più di altre squadre, anzi vuol dire che dietro c'era un lavoro pensato, logico, e che andava a braccio tra tutte le parti della società, e non era magari solo una persona che pensava in grande e gli altri che seguivano, ma erano proprio tutti quanti che remavano e facevano le cose nello stesso modo. Allora, vediamo, c'è qualcuno che è in telefono con noi, pronto? Pronto, buonasera, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, buongiorno, io sono l'allenatore della pallamano terzo femminile, Cavallaro, ecco. Alessandro. Benissimo, allora, buongiorno coach, un'altra disciplina gloriosa. Sì, guardo sempre questa trasmissione, infatti volevo agganciarmi anche perché anche noi con la pallamano terzo quest'anno abbiamo disputato gara di finale scudetto, purtroppo abbiamo perso, ma siamo riusciti, diciamo, a far emergere questo sport poco conosciuto in provincia. Noi non possiamo che fargli i complimenti e di augurarle ovviamente che in futuro magari si riesca ad andare ancora quel passo più in là che potrebbe essere storico. Certo, l'anno prossimo ci riproveremo, la società si sta organizzando, sentivo che è difficile programmare perché anche la ricerca dei fondi è vitale per gli sport minori, ce la metteremo tutta, e complimenti anche agli ospiti di studio per i risultati ottenuti. Grazie di averci chiamato e in bocca al lupo per il prossimo campionato. Allora, grazie. Marta, torniamo sul concetto appunto della programmazione, anche in Mocovoli appunto, come dicevi tu, già il fatto di aver scelto di stare a Treviso e quindi di cercare di allargare, no, quello che è il bacino sicuramente può essere una delle chiavi dei successi.
Sì, sicuramente è una delle chiavi. Io credo che la società Limoco sia nel campionato di Serie A1 da 7 anni e nel corso di questi anni abbia veramente sviluppato una capacità imprenditoriale in realtà dietro al mondo della pallavolo che ha portato veramente a ottenere dei risultati, e lo si vede negli ultimi anni quanto siamo veramente arrivati in alto, non solo in Italia ma appunto anche in Europa con questa finale di Champions League, e credo che sia tutto un merito appunto della società, nel senso che non è semplice, vogliamo un po' togliere il concetto dello sport minore, perché a noi, anche credo a tutti i presenti, dire che insomma i nostri sport siano degli sport minori non è mai piacevole, però effettivamente dopo il calcio insomma c'è sempre un gap tra il calcio e noi, quindi purtroppo veniamo considerati tali, però non è sempre difficile non è sempre facile da parte delle società creare una programmazione e avere lungimiranza e soprattutto dare anche continuità con i giocatori, e questo credo che Limoco lo abbia fatto. Negli ultimi 2 anni ha praticamente mantenuto un nucleo di atleti e di staff che ha portato avanti la pallavolo, la tecnica, la tattica e il concetto vincente anche di squadra che ci ha portato a questi risultati, quindi credo che veramente sia fondamentale e insomma, spero che insomma, in Italia molte società possano un po' guardare a Limoco anche per progettare e programmare così in futuro, perché serve proprio anche al movimento, ecco, e alla pallavolo italiana che si sta dimostrando sempre di più ai vertici europei proprio. Infatti. Tra l'altro è uno sport che attira un sacco di giovani, no? Attira tantissimi giovani. Soprattutto il femminile è il più praticato in Italia. Credo proprio di sì che sia il più praticato a livello giovanile dalle fanciulle e dalle ragazze che ci vengono anche a seguire spesso al palazzetto, e questo fa piacere perché insomma ci vedono un po' come i loro modelli ed è sempre bello, no? Insomma, fa piacere. Abram, approfitto di te perché ovviamente avrai anche avuto un'esperienza al di fuori dall'Italia. Cosa vedi, cioè, diversità sia in positivo che in negativo rispetto appunto alla gestione di quella che può essere una società, il campionato o quant'altro? A prescindere dal livello ovviamente. Sì, è difficile fare paragone perché dipende anche da ogni paese che ha la sua cultura. Quindi essendo sudafricano, rugby da noi è come calcio qui in Italia, quindi già comincia da un altro livello, e a me non piace fare paragoni con quello. C'è tante cose positive lì, ma c'è anche cose negative. Se parliamo un po' della società Benetton Rugby, loro hanno riuscito, la società e lo staff, è riuscito a mettere assieme un gruppo di giocatori senza nessun fenomeno, nessun superstar, però un gruppo incredibile che è stretto. Siamo come una famiglia e tutti vogliono giocare per gli stessi obiettivi. Sì, siamo in tantissimi questo anno, che è anche nostra forza, perché quando andiamo via nazionale rimaniamo comunque una squadra molto forte, molto potente. Però quando uno non è convocato, sai, non è bello stare in panchino o in tribuna, però tra di noi non c'è più la cattiveria, non c'è più questo competizione cattivo, diciamo. Adesso c'è una competizione molto sana e lavoriamo tutti verso gli stessi obiettivi. Senti, ne approfitto ovviamente anche per fare 2 parole sulla nazionale, visto che tu ne fai parte. È una compagine che continua ad avere un grandissimo seguito in Italia e per certi aspetti, non dico che, tornando al discorso del calcio, è in competizione col calcio, però alle partite nazionali forse il clima che si respira quando si va a una partita appunto degli azzurri di rugby è difficilmente replicabile in uno stadio di calcio. Sì, diciamo che riusciamo a portare tanti tifosi allo stadio, è sempre un ambiente incredibile, però adesso manca un po' dei risultati e è difficile perché il nostro obiettivo non dovrebbe essere mai solo i risultati, però il percorso è la nostra prestazione. Se noi riusciamo a entrare in campo e dare sempre il massimo, fare una buona prestazione, prima o poi arriverà anche i risultati. Solo che a questo punto dobbiamo lavorare ancora più duro perché non è bello vedere Olimpico vuoto o con 50% pieno, cioè non è bello questa sensazione, e a me tiene tantissimo perché ho fatto il mio debut, mia prima partita al Stadio Olimpico a Roma contro Inghilterra e c'era 75.000 persone e per me è stata una sensazione incredibile e ho detto io voglio sempre vivere queste emozioni.
Quindi sì, a Poi noi mi sembra ci che a te sarà la un gran minestra lavoro. non piaccia tanto, no? Cioè, quindi il cucchiaio di legno lo possiamo anche lasciare agli altri. Allora, perché lo sapesse, insomma, la Sei Nazioni, chi non riesce... non ne vince una, chi arriva ultimo? Non vince una. Chi non vince nessuna partita, c'è questa cosa del cucchiaio di legno, un po' una tradizione. Quindi insomma mi sono permesso di fare la battuta. Poi esco prima di lui ed evito che lui mi riesca a prendere. Allora, c'è qualcuno al telefono? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Volevo sapere da Giovanni Tommasini cosa ne pensa di questa stagione del Treviso e un commento su Treviglio. Su Treviglio, scusami? Sì, su Treviglio. E tu sei, perdonami? Giovanni. Giovanni, perfetto. Allora, grazie. Da Giovanni a Giovanni, commento sulla stagione e su Treviglio. Allora, ma sulla stagione nostra però? Sì, penso di sì. Allora, la stagione nostra è stata sicuramente impegnativa, nel senso che all'inizio le aspettative erano tanti e abbiamo avuto dei problemi. Ci sono stati il taglio di Antonutti, l'infortunio comunque adesso di Eric, il mio, adesso lo lasciamo da parte. E comunque c'era molto anche... Da fuori almeno io vedevo molto questa diatriba con Fortitudo, si guardava molto a questa rincorsa come se fosse un campionato a due e un po' forse ha destabilizzato sia l'ambiente che forse anche i giocatori in generale, però devo dire che è stata una stagione entusiasmante perché se tutte le difficoltà che guardiamo abbiamo avuto all'inizio poi si sono trasformate in forza. Avete anche cambiato uno straniero, ha fatto sì, durante 5 o 6 partite... sì, senza David e senza un americano. Comunque il cambiamento c'è stato, il fatto di aver vinto moltissime partite con più di 20 punti, addirittura molte partite in casa sono state vinte nel secondo quarto dove già era tipo 50-35, no 50-25, quindi questo testimonia il fatto che il lavoro fatto da Max, che la disciplina dei ragazzi sia stata importantissima, abbia fatto arrivare questa squadra in questo momento dei playoff super in forma a livello di testa, perché la mentalità non si costruisce così a caso, non è fortuna come dicevamo prima, ma è dedizione, è allenamento e partita sempre di continuo e Max su questo è stato super. Al volo su Treviglio? Su Treviglio invece è una squadra che magari non ha tantissimo talento o giocatori incredibili, però vedendola ieri sera una squadra di cuore che ha buttato l'anima in campo e anche con condizioni precarie di alcuni giocatori è riuscita a portare a casa una vittoria incredibile contro Verona che doveva essere per tutti gli addetti ai lavori la favorita. Bene, grazie, piccola pausa. Allora, durante la pausa si stava chiacchierando perché Abram si stava lamentando perché probabilmente si annoia nei prossimi mesi e soprattutto la prossima stagione e diceva farò solo qualche partita, non so se il coach mi convoca eccetera eccetera. Allora, ripetiamo i tuoi impegni della prossima stagione. Dai. Diciamo che adesso a 2 giugno cominciamo con preparazione premondiale e poi a agosto abbiamo 3 partite amichevoli. E partiamo subito da Inghilterra, dalle partite amichevoli a Giappone, dove abbiamo il mondiale. Poi torniamo nel mondiale, c'è subito i Champions Cup con Benetton e dopo quello c'è il Sei Nazioni, quindi diciamo che sarà una stagione bello pesante. E comunque insomma c'è anche il campionato da fare. Sì, e poi c'è in mezzo ancora il campionato anche da fare. Ogni tanto. Ma quindi scusami, voi sarete in Inghilterra e l'Inghilterra invece sarà a Treviso a fare la preparazione. Esatto, facciamo un scambio un po' così. Quindi insomma, di rugbisti ne gireranno quest'estate in città. A proposito di città, mi dite il vostro rapporto con Treviso? Tu prima hai accennato, insomma... Sì, no, io giro spesso... Cos'è che ti piace in questa città? Allora, il centro è fantastico, è splendido veramente, a parte che è curatissimo, poi comunque, a parte il basket che quindi è conosciuto, quindi la gente ti ferma, ristoranti, cose varie, quindi sei sempre all'interno un po', la vivi bene, nel senso, anche perché Treviso non è che sia questa città gigantesca, quindi no, decisamente. È un po' come Pesaro da dove vengo io, sia per la passione per il basket, sia come è conformata proprio la città, e quindi è bello, super, il centro a me piace essere, ripeto, super curato, fatto bene, localini giusti. Vabbè, insomma,
Chi ti manda via? Marta, il tuo rapporto con la città, anche se, diciamo, giustamente dicevi tu Limocco di Conegliano, però... Sì, Limocco di Conegliano, quindi noi viviamo a Conegliano, però insomma Treviso la conosciamo bene, la frequentiamo. Puoi parlarci anche di Conegliano. No, vabbè, ma in realtà in generale credo che sia Conegliano che Treviso, mi associo un po' a quello che ha detto Giovanni, i centri siano veramente molto carini e molto piacevoli da girare, un sacco di insomma, localini, negozietti, quindi è molto piacevole, poi anche noi ci facciamo notare un po' per la nostra mole anche nel centro, quindi anche noi ci fermano ed è sempre piacevole comunque, quindi un ottimo rapporto decisamente da parte di tutta la squadra, non solo mio ma in generale. Abram, un attimo che sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buona giornata. Buongiorno, chi parla? Sono Mauro, sono un tifosissimo giallo-blu Imoco, anzi un N più per la precisione. Vorrei fare una domanda in due alla nostra beniamina Marta. Prego. Allora, Marta, tanto ciao, con la squadra che si vocifera stanno costruendo, i risultati che abbiamo ottenuto che sono eccezionali, ma il prossimo anno so che sarà difficile ripetere l'annata che abbiamo fatto, però si tende sempre a migliorare. Cosa pensi tu che si può migliorare? E la seconda, la più importante, se vuoi rispondere, se avremo ancora l'onore e il piacere di vederti con la maglia numero 3. Grazie. Grazie Mauro. Allora, grazie perché la domanda che non volevo fare io l'hai fatta tu perché ci siamo. Vai Marta. Ecco. Allora parto con la prima, così. Okay. Ma, sì, la società ha già iniziato un po' a rilasciare qualche commento e qualche dichiarazione per il futuro e quindi sugli acquisti che probabilmente ci saranno e quindi chiaramente l'Imoco e la squadra punta sempre a migliorarsi. Come dicevamo prima abbiamo fatto una stagione talmente tanto bella, arrivando in finale in tutte le competizioni, che quindi è sempre difficile perché è una stagione lunga e piena di appuntamenti e a maggior ragione, come dicevi tu prima, noi siamo delle persone, non delle macchine, quindi giocando ogni 3 giorni non è sempre facile ottenere dei risultati con costanza. Anche noi quest'anno l'abbiamo fatto vedere, abbiamo avuto dei momenti di calo, di difficoltà, da cui poi siamo usciti in maniera egregia, però nel senso non è sempre facile mantenere questa costante. Quindi è indubbio che la società vorrebbe togliersi dei sassolini e portare a casa altre coppe, altri trofei. E questo è l'obiettivo primario e credo che comunque per quello che si dice in giro, per i nomi che potrebbero arrivare, per quello che è anche la bravura della società nel riuscire appunto, come dicevo prima, a mantenere un nucleo di giocatori e portare avanti il nostro gioco, che non è proprio un gioco comune, abbiamo a livello tecnico e tattico un gioco che si differenzia abbastanza anche rispetto alle altre società italiane. Credo che insomma riusciranno, e anzi lo auguro, all'Imoco di raggiungere di nuovo degli obiettivi così importanti. Okay. Il riusciranno invece del riusciremo è la risposta alla seconda domanda? Allora, il riusciranno in realtà è perché io non so ancora cosa farò del mio futuro e del prossimo anno e quindi per la mia prossima stagione, e quindi per adesso diciamo che glisso un po' la domanda e dico riusciranno. Ok, insomma Mauro e tutti i tifosi dell'Imoco Volley dovete un attimo pazientare e se avete delle richieste rivolgetevi ai presidenti direttamente. No, ma questo è una gag simpatica, nel senso che in realtà appunto è abbastanza presto adesso, sto un pochino valutando quello che potrebbe essere il mio futuro. Io sono da diversi anni all'Imoco e mi sono sempre trovata molto bene, sono tornata all'Imoco con sempre tanto piacere e affetto, quindi sicuramente è una società a cui sono affezionata. Però c'è da vedere anche una carriera personale e degli obiettivi personali che quindi poi li valuteremo adesso in questi giorni in realtà, però. Vabbè, insomma, chi vivrà vedrà. Allora, rewind. Torniamo, Abram, appunto dal Sudafrica a Treviso, com'è il rapporto con la città? Diciamo 6 anni fa quando sono arrivato a Mogliano e spesso siamo venuti a Treviso a fare un giro per mangiare, uscire un po'. E io mi sono subito innamorato di Treviso e ho sempre detto quando ci sarà un'opportunità di giocare con la Benetton io non penso neanche 2 volte, lo prendo subito. E diciamo 2 anni e mezzo dopo quel pensiero
mi è arrivata l'opportunità e sono venuto... Hai usato la telepatia, quindi? Sì, un po'. E io vivo in centro, quindi diciamo che ho una vita un po' diversa. Qual è l'angolo che ti piace di più di Treviso? Ma un po' tutto, sai che ogni parte di Treviso è un po' diverso, cioè porta un altro ambiente, quindi dipende anche di cosa hai voglia di fare. Però vivere lì in centro, uscire, io ho un cane, un bulldog francese, quindi ogni giorno esco in centro con il cane e diciamo noi ci sentiamo a casa. Per me, se io torno a Sudafrica non mi sento a casa, Treviso è il mio casa, mi sento adottato da Treviso, diciamo. Allora, dopo la pubblicità ti chiederò qual è la prima parola in dialetto che hai imparato. Pubblicità. È simpatico capire come le tradizioni locali vanno a incidere anche su quelle che sono le vite di tutti i giorni di questi atleti che arrivano da fuori, no? E quindi la cosa che avevo chiesto a Abram, adesso speravo che io mi fossi dimenticato la domanda, è stata qual è la prima parola del dialetto trevigiano che tu hai imparato? Diciamo, la prima cosa che ho imparato era un po' i gesti a mano, quindi subito non capivo questo e adesso lo uso ogni giorno. E poi la parola... Diciamo vecchio. Vecchio, ok. Voi avete... quello che mi è rimasto subito. Non sei credibile, ragazzo. Voi avete potuto imparare qualcosa del dialetto? Beh, oddio, magari è meno diffuso. No, infatti sì, poi nello spogliatoio nostro... Tu avrai Ciccio Mineo, insomma, che ti dà delle dritte, Lele, Ciccio. Lele, sì, Lele, Ciccio, c'è qualcuno. Sì, ma è meglio che... Sì, passiamo. Ma noi poco, forse per riallacciarci al vecchio noi le tosette, forse. Diciamo che voi con la tradizione e anche gli sponsor che avete, probabilmente avete più acquisito le bevande, no? Cioè il prosecco, quello sì, senza dubbio, diciamo che è uno sponsor ottimale per noi. Assolutamente. Allora, questo è il vostro rapporto con Treviso e io ad Abram prima ho chiesto, perché ne fa parte, così, uno spunto sulla nazionale, però così volevo chiedere anche a voi spunto sulle nazionali delle rispettive discipline, in particolare il basket quest'anno tra l'altro anche i mondiali. Secondo te è l'anno nel quale si riescono a portare a casa dei risultati? Ma questo non lo so, nel senso che ci sono sempre troppe cose da pensare, però sicuramente la nazionale, tolti i dissapori che ci sono stati tra NBA, coach e cose varie, se riescono a fare gruppo come ha sempre fatto fino agli anni passati è una gran nazionale. Gallinari, Bellinelli, Aradori, Daniel Hackett, cioè ormai quest'anno abbiamo giocatori che hanno vinto. Vedi Daniel la settimana scorsa o che comunque hanno disputato campionati incredibili, da Tome, Melli, hanno vinto anche loro il campionato, o stanno giocando adesso le finali, Gallinari ha fatto anzi la miglior stagione in NBA, quindi i presupposti ci sono, bisogna solo sperare che la squadra giri nel modo migliore sia all'interno che poi dopo anche nel campo. Secondo te il coach Sacchetti è... Ma Meo è uno che in questi anni ha dimostrato di sapere come si vince. Il suo modo di giocare ogni tanto non mette tutti d'accordo, però i risultati se li ha e quindi in questo momento è uno dei migliori allenatori italiani per portare la nazionale ad alti livelli. Marta, per quel che riguarda la nazionale femminile? Ma in realtà appunto io sono molto fiduciosa, nel senso che negli ultimi anni coach Mazzanti ha portato la squadra, ha preso un gruppo abbastanza giovane, lo sta facendo crescere e abbiamo visto anche la scorsa estate ha ottenuto dei grandi risultati che hanno riportato insomma un po' in auge la pallavolo femminile della nazionale, quindi adesso sono tra l'altro a Conegliano, si alleneranno e giocheranno le prime tappe della VNL in questi giorni. In questi giorni, esatto, a Conegliano alla Zoppas e quindi insomma gli appuntamenti sono tanti, la stagione è lunga, ci sono anche delle qualifiche olimpiche, quindi insomma si può solo fare un grande in bocca al lupo e io credo che, non voglio neanche dire nulla, però io credo che possano fare bene e che hanno tutte le possibilità per farlo, quindi speriamo che possa essere così. Sentite, allora l'esercizio più difficile ve lo faccio fare qua in chiusura ormai, rispetto alla stagione conclusasi, cosa si dovrebbe fare in più per arrivare un po' più in là? Ovviamente per voi potrebbe significare
andare più là in quelle che possono essere dei playoff, se non arrivare fino alla fine, vincere una Coppa dei Campioni, eccetera, eccetera. Partiamo da te, Abram. Diciamo, quella cosa che noi dobbiamo fare per continuare questa strada e per fare il passo avanti è essere più preciso e avere più consistenza. E questa è la cosa che a volte abbiamo mancato un pochino e lì abbiamo perso partite. Quindi se noi riusciamo a sistemare quella cosa lì ci sarà solo successo, secondo me. Secondo te comunque l'essere arrivati fino a lì e aver messo in grandissima difficoltà l'avversario dai quarti di finale può aver dato anche ulteriore consapevolezza alla squadra, alla società e a tutto l'ambiente? Sì, sicuramente. Diciamo che la cosa fondamentale per la prossima stagione è che noi partiamo da dove abbiamo finito questa stagione. Non possiamo cominciare un livello più basso. Adesso abbiamo assaggiato un po' l'aria di un playoff, un quarti finale, e questo deve essere il nostro obiettivo per la prossima stagione, di entrare in tutti e due i campionati nel playoff e fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto quest'anno. Marta, sì, purtroppo capisco che è abbastanza recente, perché si parla di sabato, no? Di questa sfida con Novara, che dopo averla battuta praticamente sempre precedentemente siamo arrivati al clou della Coppa dei Campioni, in cui è andata a finire come è andata a finire. Che cos'è mancato? Ma guarda, in realtà forse un po' di determinazione in più, nel senso che rispetto alla prima domanda, la prima risposta che mi veniva da dirti era proprio smetterla di incontrare Novara nelle nostre finali, perché noi abbiamo sempre giocato, tutte le finali di quest'anno sono state contro Novara, quindi sono veramente la nostra rivale più agguerrita. E in finale di Champions League che cosa ti devo dire? In realtà cosa ci è mancato? Giocare. giocare, quella determinazione in più e quel cinismo di veramente di portare a casa una partita che tutti quanti volevamo fortemente, davvero, però purtroppo è stato la partita secca si fa sempre fatica, certo. No? Un pochino anche prima a dire come potrà andare. Quanto può aver inciso, perché l'altra domanda classica, quanto può aver inciso il fatto di aver vinto una serie 10 giorni prima e umanamente non penso sia facile tenere anche la concentrazione, perché... No, non è facile, non è semplice, perché comunque anche i 10 giorni sembrano pochissimi per chi lo guarda dall'esterno. In realtà per noi che eravamo abituati a giocare ogni 3 giorni, avere 10 giorni di stop forse è stato anche un po' destabilizzante per la nostra mentalità e testa. Questo non vuol dire però che non fossimo cariche per una finale di Champions League, ecco, questo assolutamente no, anzi, all'arrivare anche a Berlino e vivere l'atmosfera... Ma anche perché voi siete state protagoniste di rimonte incredibili per arrivare alla finale, perché c'è anche questa cosa da dire, avete fatto dei miracoli per arrivare là. Sì, hai detto bene, è stato veramente un percorso molto complicato per noi, fatto di alti e bassi, dove veramente un po' per fortuna, ma soprattutto per tanta bravura e nostra determinazione siamo riusciti ad arrivare in finale, quindi insomma... Effettivamente la volevamo fortemente questa Coppa, sarebbe stato veramente bello alzarla a Berlino in un palazzetto pieno di 9.000 persone solo per noi, quindi sarebbe stato bello. Purtroppo sì, ci è mancato forse quell'esperienza, quel cinismo, quel pizzico di determinazione in più che non ci ha permesso di giocare e di esprimere il nostro gioco poi in realtà, perché forse il rammarico più grande ad oggi è proprio che abbiamo giocato una pallavolo che non era la nostra, che non è stata quella che abbiamo mostrato durante tutto l'anno, e forse è questo il concludere la stagione così, e forse l'amarezza che rimane di più. Giovanni, hai 30 secondi, io ti chiedo quali sono gli errori da non fare nelle prossime partite, secondo me? Non lo so, io ce ne sono diversi, magari non sottovalutare gli avversari innanzitutto sicuramente, ma questo penso che non accadrà. Avete un coach che penso... No, è uno che sta sempre, ti tiene sempre sull'allerta, sul filo. Obiettivamente forse l'unica cosa che un po' manca a questa squadra è l'esperienza, diciamo, vedi, non abbiamo il Rosselli, il Lunen della situazione, a parte David che forse è l'unico arrivato in corsa d'opera, quindi l'unica cosa, però il fatto di giocare una semifinale
finale già adesso, comunque poter andare avanti, poter anche giocare una finale o vincere il campionato, comunque sia anche già una semifinale, qualcosa che tutti i giocatori metteranno nel proprio bagaglio, e questo porterà già un pizzichino in più di esperienza, che poi se sarà finale ancora di più, se sarà vittoria sarà sicuramente qualcosa di importante da aggiungere per ognuno. Bene, signori, allora siamo al termine, io faccio un grandissimo bocca al lupo a tutti e tre, chi intanto perché recuperi, vediamo l'ora di vederti in campo, ovviamente ci auguriamo che tu rimanga qui o comunque che tu abbia le tue grandi soddisfazioni. Prenditi qualche giorno di ferie, Abram, perché dopo insomma, abbiamo capito che hai 12 mesi davanti improponibili. Grazie a tutti e un saluto a tutti gli sportivi, gli appassionati di queste discipline e ovviamente anche delle altre. Ciao!